Ciao e benvenuto a questa seconda lezione di scacchi. Oggi impariamo una cosa veramente fondamentale, ovvero come si muovono i pezzi su una scacchiera. Ci sono molte regole, perciò tieni ben aperte le orecchie. Allora, partiamo subito dai pezzi più semplici, diciamo, i pedoni. Abbiamo detto che sono 8, sono posizionati sulla seconda riga. E come si muovono questi? Si muovono sempre di uno in avanti, non possono tornare indietro, vanno sempre in avanti, e se trovano un pezzo dall'altra parte davanti a loro sono bloccati. Per esempio, avanti di uno, basta, non possono più andare avanti. Questi si muovono così. L'unico modo per avanzare è catturare. Come catturano questi pedoni? Catturano in diagonale. Che cosa vuol dire? Che se ci fosse stato un altro pezzo nero, per esempio un pedone di qua, il bianco avrebbe potuto catturare e poi continuare per la sua strada. In realtà il pedone può muoversi anche di due. Quando è che può muoversi di due? Quando è ancora sulla sua casa di partenza. Quando è ancora sulla seconda traversa, in questo caso del bianco, o settima traversa nel caso del nero, può muoversi di due. Non è detto, può muoversi anche di uno, dopodiché 1, 1, 1, 1. Quando un pedone percorre tutta la scacchiera e arriva alla fine, ha diritto a una promozione, vuol dire che viene premiato e può diventare qualsiasi pezzo, tranne pedone e re. Quindi vuol dire che può diventare una regina, può diventare un cavallo, qualsiasi cosa, e ovviamente una volta che ottiene la promozione rimane nella casa in cui è stato promosso. Ok, questo è il pedone. Poi ci sono le torri. Come si muovono le torri? Le torri si muovono solo o orizzontalmente o verticalmente. Cosa vuol dire? Che se per esempio con una torre dobbiamo andare da F2 a D6, lo raggiungeremo in questi due modi, tramite due mossi, una mossa e due mosse. Possono muoversi di quante case vogliono in direzione orizzontale o verticale, oppure sempre da questa casa avremmo potuto fare questa serie di mosse. Quindi, e come catturano? Ovviamente sempre in base alla loro posizione. Se qui c'è una torre nera, la torre viene mangiata, e negli scacchi, a differenza della dama, i pezzi quando mangiano prendono il posto dei pezzi mangiati, non prendono il posto successivo, ma il pezzo scompare e si prende il posto. Poi ci sono gli alfieri. Abbiamo quindi due alfieri, uno sarà posizionato sul bianco, sulle case bianche, e uno sarà posizionato sulle case nere, così come le torri, uno sul nero e una sul bianco. Però gli alfieri hanno più importanza i colori, poiché quel loro colore iniziale non verrà mai cambiato. Infatti gli alfieri si muovono in diagonale, quindi se un alfiere sul bianco andrà sempre e solo sul bianco, non potrà mai cambiare colore. Si muovono in diagonale di quanto vogliono, possono tornare indietro, possono fare quello che vogliono, ma sempre su una sola diagonale. In questo modo l'alfiere nero si muove sempre in questo modo. Catturano sempre prendendo il posto. Poi ci sono i cavalli, che hanno un movimento più complicato. I cavalli si muovono di 3 passi totali, 2 in una direzione e 1 nell'altro. Si dice che compiono un movimento L. Per esempio, se questo cavallo può andare nella casa F3, infatti si disegna come una L. Il movimento del cavallo può essere 2 passi in una direzione e 1 nell'altra,
2 passi in una direzione e uno nell'altra. Possono muoversi secondo queste regole, ma non in diagonale. Non possono fare per esempio 2 passi da una direzione e uno dall'altra, ma possono muoversi solo orizzontalmente e verticalmente, verticalmente e orizzontalmente. Quando un cavallo è su casa bianca, tutti i suoi movimenti potranno andare su case scure. Infatti casa scura, casa scura, casa scura, casa scura, casa scura, casa scura, casa scura e casa scura. Viceversa, se è sul bianco, se è sul nero, può andare solo sul bianco. Quindi 2 passi in una direzione e poi gira, o qui o qui. 2 passi in una direzione e poi gira. Anche il cavallo mangia sempre nello stesso modo. Poi vi è la regina, che è il pezzo più importante. Perché? Perché la regina può muoversi di quanti passi vuole in tutte le direzioni. Praticamente riassume i movimenti dell'alfiere e della torre. Infatti può muoversi in diagonale, ma anche in orizzontale e in verticale. Praticamente la donna riassume i pezzi dell'alfiere e della torre, ma non quello del cavallo. Non può muoversi come un cavallo. Ha dei movimenti regolari. Ovviamente potrà intuire che la donna è uno dei pezzi più forti per questo motivo. E infine vi è il re. Il re si muove come una regina, soltanto che la sua possibilità di muoversi è limitata. Infatti non si muove in tutte le direzioni, quindi come l'alfiere e come la torre, ma è limitato ad una casa. Infatti non può andare più di una casa in là, ma deve fare un passo alla volta. Ogni passo ovviamente è una mossa. Può muoversi ovunque, in diagonale, orizzontale, verticale, ma sempre di una mossa. Il re infatti non è proprio fortissimo come pezzo, ed è per quello che lo si cerca di coprire, anche perché è il pezzo più importante di ogni schieramento. Nella prossima lezione cercheremo di capire meglio alcuni dettagli.